Dopo le richieste dei sindaci, le ronde più o meno ufficiali schierate a presidio di città e periferie, le proteste e le proposte degli amministratori locali, oltre alla rabbia delle vittime, più in generale all'insofferenza dei cittadini che non sanno come difendersi se non collaborando tra loro con le segnalazioni nelle pagine Facebook, ora anche la polizia ammette le proprie difficoltà ad esternare l'insofferenza. Il sindacato SIAP, che senza mezzi termini spiega che la coperta è corta e non è più possibile nascondersi dietro un dito. I reati predatori, rapine, furti, vandalismi in aumento. È chiaro che questo aspetto non può essere sottovalutato ed è riconducibile alla tematica di sempre. Sul tema oggi è nuovamente intervenuto anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che assicura che insisterà ogni giorno fino a quando qualcosa non cambierà. Zaia parla di uno stato distratto che guarda colpevole fino a quando non ci scapperà il morto e codazzi di ministri verranno a piangere lacrime di coccodrillo. Del tema sicurezza si è occupato oggi anche il vertice provinciale delle forze dell'ordine. Ancora una volta sono state riepilogate le statistiche che raccontano una realtà distante da quella percepita dai cittadini. È inaccettabile il silenzio del Ministero dell'Interno su rinforzi che riguardano la Regione Veneto, in questo caso parlando nello specifico della provincia di Treviso, laddove non sono arrivati trasferimenti nell'ultima tornata. E proprio oggi, dopo le sollecitazioni inviate dal sindaco di Treviso Giovanni Manildo, si apprende che l'incontro con il capo del Viminale potrebbe avvenire già entro la fine di gennaio. Un incontro, quello con Alfano, richiesto proprio dal sindaco per chiedere aiuto sul tema sicurezza in città.